Salve a tutti, risolviamo ora un esercizio riguardante l'energia cinetica. Abbiamo un proiettile che viene sparato con velocità iniziale V0 che è 200 metri al secondo e si conficca in una tavola di spessore D che è 7,5 cm ed esce dall'altra parte con una velocità V di 50 metri al secondo perché è stato rallentato dalla tavola ed ha una massa di 40 grammi. Adesso ci chiediamo con quale forza la tavola si oppone al movimento del proiettile, quindi la forza col quale rallenta il proiettile. Quindi qui per risolverlo dovremo usare il principio secondo cui il lavoro è uguale alla differenza di energia in generale, però in questo caso useremo che il lavoro è uguale alla differenza di energia cinetica. Scriviamo energia cinetica finale meno energia cinetica iniziale. Quindi scriviamo proprio così: lavoro è uguale a energia cinetica, quindi quella finale si intende, meno l'energia cinetica iniziale, ci metto uno 0. Qui certo notate già subito che più grande è la velocità iniziale che la velocità finale, quindi qui troviamo un valore negativo, ma in realtà va bene perché questa forza è una forza che rallenta, una forza frenante, e io vi avevo detto nel video sul lavoro che il lavoro di una forza frenante è negativo, quindi è tutto coerente. Qui questa comunque sarà una forza media perché magari all'interno della tavola in certi momenti avrà una forza maggiore o minore, questa è una forza media comunque. Va bene, adesso scriviamo ognuno di questi termini più nello specifico: il lavoro e la forza per lo spostamento. Questa forza agisce soltanto all'interno della tavola, non all'esterno, quindi agisce su questa distanza D. Quindi avremo F per D. Sì. L'espressione energia cinetica è un mezzo mv al quadrato. Allora la massa è sempre quella, e qui useremo la velocità finale, quindi lasciamo v, qui useremo v0 per velocità iniziale, un mezzo m v0 al quadrato. Adesso noi dobbiamo trovare f, quindi qua possiamo dividere l'equazione con d. F per d diviso d fa f. Qui però prima di fare questa divisione ci conviene raccogliere un mezzo m per fare meno calcoli. Raccogliamo il fattore comune, un mezzo m, in parentesi va v al quadrato meno v0 al quadrato, tutto fratto d. Adesso vediamo che qui non abbiamo unità standard, dobbiamo convertire questa massa di 40 grammi in chilogrammi e sono 0,04 kg, perché i grammi starebbero al terzo posto decimale dei chilogrammi, ma qui siamo al secondo posto, eh sì, perché abbiamo decine di grammi. 7,5 cm, le unità dei centimetri stanno al secondo posto decimale dei metri, quindi 0,075 metri. Le velocità vanno già bene perché sono in metri, espresse in metri al secondo. Allora, qui abbiamo un mezzo per la massa che è di 0,04 kg. Adesso v al quadrato, 50 al quadrato è 2500 metri al quadrato su secondi al quadrato, perché dobbiamo mettere al quadrato anche l'unità della velocità, meno v0 al quadrato, 200 al quadrato fa 40.000 metri al quadrato su secondi al quadrato, tutto fratto la distanza, questo spessore della tavola che è di 0,075 metri. Adesso vado a scrivere qua. Allora, un mezzo, la metà di 0,04 fa 0,02 kg,
questa differenza 2500 meno 40.000 fa meno 37.500 metri al quadrato su secondo al quadrato. Ho messo la parentesi solo perché è un valore negativo, non per altro, insomma perché c'è questo segno meno, fratto 0,075 metri. Allora, questo è comunque una moltiplicazione, qua abbiamo solo il meno, quindi posso semplificare questi metri con questi metri al quadrato e otteniamo come unità di misura chilogrammi metri su secondo al quadrato, che sono proprio newton. Quindi è giusto perché dobbiamo trovare una forza, quindi dobbiamo trovarla in newton. Allora, il valore viene negativo comunque, e se vi fate il calcolo quanto viene, questo ve l'ho calcolato alla calcolatrice, viene fuori 10.000 meno 10.000 newton, che si potrebbe scrivere come meno 10 kN. Come dicevo all'inizio, qui viene meno perché il lavoro di una forza frenante è negativo e qua appunto questa forza va a frenare il proiettile. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.